Prima si è sentita una forte esplosione, poi è divampato il fuoco. Nella notte, poco dopo l'una, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Viareggio a Spinea in un garage lontano dall'abitazione di pertinenza. All'interno il corpo carbonizzato e senza vita di Giacomo Fasolo, 45 anni. Sul posto anche il personale del SUEM che ne ha constatato il decesso. I pompieri arrivati da Mestre con un'autopompa, un'autobotte e l'autoscala e 9 operatori. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco ed anche dei carabinieri. Il garage è stato posto sotto sequestro, l'uomo viveva da solo, l'allarme è stato dato dai vicini di casa. Il box auto non si trovava sotto il condominio ma nel giardino poco lontano. L'incendio certamente non è stato causato dall'intervento di terze persone perché le porte del garage erano chiuse dall'interno. I vigili hanno fatto tutti i rilievi tecnici, la vittima era seguita dai servizi sanitari per una forte depressione, in passato aveva tentato di togliersi la vita. Altra provincia veneta, altra vittima per scaldarsi, aveva acceso un braciere all'interno di quello che era diventato da qualche tempo il suo rifugio, uno stabile abbandonato da anni. Le fiamme fuori controllo hanno dato vita ad un incendio e il fumo, saturando gli ambienti, ha trasformato l'abitazione di Fortuna in una trappola infernale. La tragedia nella tarda serata di mercoledì a Montebelluna, all'interno di un edificio abbandonato che un tempo era una pizzeria. A perdere la vita Omar Almi, clochard 61enne di origini marocchine, molto conosciuto in città. Solitamente si aggirava nella zona della stazione, ultimamente, proprio per ripararsi dal freddo, aveva preso l'abitudine di andare nell'ex pizzeria.